Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l'eccezionale ondata di calore in Sicilia. Secondo una primissima stima fatta dalla Protezione Civile siciliana, i roghi che negli ultimi 2 giorni hanno devastato l'isola hanno causato oltre 60 milioni di euro di danni. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'eccezionale ondata di calore e gli altri danni in fase di determinazione per la distruzione di produzioni e strutture agricole a seguito degli incendi. 48 ore di inferno, di fiamme in varie parti della Sicilia e non solo a Palermo, incendi in tutto 338 che hanno visto impiegati 4.585 uomini e donne tra personale in divisa e lavoratori forestali con 748 mezzi antincendio utilizzati, 26 gli interventi di velivoli nazionali e 53 quelli degli elicotteri regionali con oltre 1.300 lanci. Il presidente Mattarella, preoccupato per la situazione, ha telefonato oggi al governatore Schifani. Il presidente della Repubblica ha manifestato la propria solidarietà e vicinanza al popolo siciliano, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi anche in prima persona se necessari. E sull'origine dei roghi la procura ha aperto un'inchiesta innanzitutto per capire se dietro ai tanti incendi che hanno messo in ginocchio la Sicilia c'è una regia comune. Infine è stata disposta l'autopsia sui corpi dei 2 coniugi Salvatore Cometa e Teresa Monastero di 78 e 76 anni, morti ieri carbonizzati per cause ancora da accertare nella loro abitazione in fondo Orsa a Cinisi. Neanche il tempo di quantificare i danni, neanche un attimo di respiro per abitanti e soccorritori. Il fuoco che a Savoca sembrava essere stato spento invece in mattinata ha ripreso vigore e nel pomeriggio si è ampliato grazie alla forza del vento che sta aspirando in questo pallone. Strada chiusa per Savoca, paese isolato e c'è tanta preoccupazione, come testimoniano le parole del sindaco Massimo Stracuzzi. Purtroppo sì, pensavamo che eravamo oramai agli sgoccioli, invece no, si è girato il forte vento e il fuoco ha ripreso vigore. Abbiamo dovuto chiudere in entrata e in uscita la strada per Savoca, abbiamo staccato la corrente, la 30.000 e ora facciamo un po' di sganci col Canadair e poi andiamo da sotto con i vigili del fuoco. Al contempo anche su Botte e su Rina ha ripreso vigore e anche su Roms. Vediamo, speriamo di uscirne il prima possibile. Sul posto una squadra di vigili del fuoco proveniente da Terni, in azione un Canadair, strada chiusa in entrambe le direzioni, isolata Savoca ma anche Casalvecchio, Siculo, un pullman di turisti pronto a visitare il famoso borgo per il film Il Padrino è stato costretto a tornare indietro. Già la notte scorsa le fiamme alte avevano assediato il centro del paese per 12 ore, diversi gli attimi di paura per il borgo, il fuoco ha raggiunto la chiesa madre e il Calvario provocando danni al museo comunale e all'auditorium, danneggiate le facciate, una stanza all'interno, incenerita la pineta comunale, laddove le fiamme hanno quasi raggiunto le abitazioni. L'aria in tutta la zona è stata irrespirabile per diverse ore, con gli abitanti costretti a rimanere chiusi in casa per il fumo degli incendi. L'ondata di grande caldo portata da Caronte da giovedì si attenua, lasciandosi alle spalle, almeno per tutta la settimana, quei picchi che sono arrivati a sfiorare i 50 gradi in alcune zone dell'isola. E Catania lascia il bollino rosso fisso che ormai si portava dietro da giorni, con le previsioni che annunciano per giovedì temperature in calo, mentre venerdì e sabato torneranno a risalire leggermente, mantenendo il bollino giallo fino al weekend. La colonnina di mercurio scenderà anche di 13 gradi. Venti più freschi settentrionali spazzeranno via del tutto la calura opprimente dell'anticiclone africano, ma il caldo rovente che ha dominato l'isola in questi giorni ha provocato innumerevoli danni su più fronti. Una scure che si è battuta sulla salute pubblica con l'interruzione di energia elettrica ed erogazione idrica, un fatto che ha scoperchiato il vaso di Pandora, rete e centraline di un sistema inadeguato come lo ha definito il ministro per la protezione civile Musumeci. Mentre a Catania i cittadini sono scesi in strada in diversi quartieri per protestare e un gruppo si è recato sotto la sede Enel di via Domenico Tempio, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, comune anche questo sprofondato nel blackout, come componente del direttivo ANCI Sicilia, l'Enel l'ha denunciata per interruzione di pubblico servizio. Sul fronte degli incendi, le migliaia di interventi effettuati da vigili del fuoco, forestali e protezione civile hanno fatto scendere il numero dei roghi da domare, anche se nel catanese c'è stata una notte di fuoco che non ha risparmiato case, stabilimenti, appezzamenti di terreno e strutture come la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi, la Timpa di Acireale, Santa Venera al Pozzo e le zone di San Nicolò, Acicatena, Zafferana, Pedara e vaste aree dell'Interland.
Sala operativa protezione civile, buongiorno. I telefoni non smettono di squillare al centro operativo comunale di Catania, dove arrivano centinaia di segnalazioni da parte di cittadini in difficoltà. La città fa i conti con un nuovo giorno nero tra temperature elevate e distacchi di luce e acqua a macchia di leopardo su tutto il territorio comunale. Gli operatori provano a dare risposte a cittadini esasperati. Purtroppo non abbiamo un orario per cui noi possiamo riferire. Siamo, come dire, in allerta, però abbiamo superato il momento critico che è stato quello di questa notte. Anche oggi sono diversi i cittadini che già dalle prime ore del mattino si recano al centro di accoglienza allestito dall'amministrazione comunale nel Viale Africa. Qui vengono assistiti dai volontari che forniscono loro pasti e bevande in un locale climatizzato. Ad esempio a casa mia non abbiamo luce in questo momento. Pensi, 7° piano senza neppure l'ascensore, con la gente che rimane bloccata negli ascensori, qualcosa di abominevole. C'è chi viene solo per trovare un po' di refrigerio, anche se la situazione più critica, ci raccontano, è stata registrata ieri, quando un centinaio di persone si sono rifugiate qui a causa delle temperature roventi. C'è troppo caldo, troppo, pazzesco. Una cosa pazzesca, ma purtroppo dobbiamo sopravvivere. A disposizione dei cittadini c'è anche un servizio di trasporto per il centro. Ieri sera mi hanno accompagnato con la macchina fino a casa. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiama il sindaco trantino per testimoniare la sua vicinanza alla popolazione catanese, in attesa che il Consiglio dei Ministri di oggi riconosca lo stato di emergenza sollecitato dalla regione siciliana. Questo, dice il primo cittadino, consentirebbe l'impiego di adeguate risorse sul territorio, fortemente provato dalle calamità di questi giorni. Il mio cuore sente soltanto l'urlo del Massimino, la mia vita. Catania, sei stato tutto. Ci vediamo presto. È forse uno dei passaggi più toccanti della lettera di Ciccio Lodi, che si congeda così dal suo Catania, anche se lascia aperto uno spiraglio che molti tifosi hanno interpretato come un addio al calcio, ma non alla città. Quella città che lo ha amato e coccolato e che lui ha ricambiato a suon di gol, assist, passione ed attaccamento ai colori rossazzurri. L'ultimo vero 10 rossazzurro lascia dopo 239 presenze 50 reti, così distribuite, 20 in Serie A, 26 in Serie C e 4 in D, ed una promozione che ancora mette i brividi perché rappresenta la rinascita del calcio alle falde dell'Etna. Lascia il calcio perché non vuole indossare altre maglie, ma potrebbe dedicarsi anima e corpo al settore giovanile, e quella "ci vediamo presto" sui social può essere un indizio per restare al servizio del suo Catania, che intanto fatica a zafferana gli ordini di Luca Tabbiani e del suo staff, affrontando temperature roventi e l'aria resa incandescente dagli incendi di queste ore. Capitolo calciomercato. La dirigenza lavora per completare l'organico e sono tanti i nomi nel taccuino di Laneri e Grella. Si cercano un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Per il ruolo di guardiapali non si esclude un ritorno dell'ex rossazzurro Furlan, anche se l'obiettivo è Dini del Crotone. Per il reparto arretrato piace Marconi del Palermo. In mediana si punta su Pinato, che si è svincolato da Pordenone, mentre per l'attacco circolano diversi nomi, più o meno suggestivi, per esempio Ferrante della Ternana, Donnarumma, ex del Catania, e Gori, cartellino della Fiorentina, ma con esperienze in Serie B con Cosenza e Reggina. In uscita, Boccia sarebbe sul punto di legarsi alla Juve Stabia, con cui si sta allenando ormai da alcuni giorni.